Grazie. Buonasera, grazie per essere con noi. Eh, Questa sera presentiamo il professor Mauro Mariotti, che è un ordinario di botanica presso la nostra Università di Botanica Applicata, ambientale e applicata, che è corretta, no, la dizione, presso l'Università di Genova. Ma il nostro buon Mariotti non è solo, non si interessa solo, diciamo, di una componente, cioè l'orto botanico della nostra università, storico anche lui, ma si occupa anche, direi, da tempo ormai, direi quasi 15 anni, forse che di più, dal 2008, quindi dei giardini Embori, che sono una perla della Riviera del Ponente, insomma, molto vicini alla frontiera e che sono stati molto ben tenuti proprio dal 2008 in poi. Prima c'erano grossi problemi, diciamoci la verità. C'era anche una frana, se non ricordo male, che è stata sistemata, esatto, quindi ci sono stati parecchie vicissitudini, insomma. Oltre ai giardini Emburi, se non vado errato, sei anche il presidente il direttore, pardon, dell'area marina protetta di Portofino. Anche questa è una cosa che l'università ha seguito dall'inizio e che ha avuto diverse traversie e spero che oggi siano quasi superate, diciamocelo così. Poi i parchi hanno sempre qualche problema, purtroppo. Eh, Cosa devo dire di Mariotti? Grandissimo lavoratore, ha tantissime pubblicazioni nel suo curriculum, è conosciuto e noto a livello non solo nazionale ma anche internazionale, e ha lavorato anche in Centro e Sud America e in Nord Africa, quindi tanti anni fa, ma vabbè, comunque diciamo che sono sempre esperienze che formano, perché rimanere sempre a casa non è sempre nel giardino, come si suol dire. Diciamo, sono un clerico vagante, come si suol dire. Esatto, esatto. Sì, si sente, sì. Sì. Sono un clerico vagante, sono stato 9 anni a Siena e 13 a Milano, quindi non sono rimasto nella università No. genovese, insomma. Sì, anch'io ho avuto un passaggio a Messina e a Milano, quindi insomma le persone che girano poi sono quelle Si arricchiscono, diciamo. esatto, che portano qualcosa di nuovo. Va bene, lascio a te la parola in maniera tale che si possa iniziare questa bella conferenza, perché mi piacciono i Molto. giardini e speriamo che Va, anche gli altri li apprezzino. va bene, ringrazio tutti gli intervenuti. Eh, il titolo Oltre il giardino è perché normalmente l'uditorio pensa che si parli di piante principalmente o quasi esclusivamente di piante, ma in realtà ci sono tantissimi aspetti nel giardino. Questa è una cartolina della Belle Époque, diciamo, quando i turisti, insomma, gli stranieri, diciamo, venivano sulla riviera facilitati dalle nuove linee ferroviarie che partivano dall'Inghilterra, Parigi, viaggiavano di notte e la mattina erano già qua. Eh, Però prima che ci fossero i giardini, questa è la prima rappresentazione di Capomortola, che è il luogo dove si trova il Giardini Emboli, del 1828, e dove c'è un edificio che risale in origine addirittura all'epoca delle crociate, era proprietà Lanteri, uno dei finanziatori delle crociate, una nobile famiglia, passato poi alla famiglia Orengo, della casata Orange, quindi persone importanti, e poi ha venduto, diciamo, verso la fine degli anni del 1860 alla famiglia Grandis. Eh, Come vedete, si tratta di un promontorio tutto allora terrazzato all'inizio dell'Ottocento, quindi di una zona agricola principalmente. Eh,
vicino c'è la frazione di Mortola, il cui nome richiama il mirto, perché morto significa mirto, e il fondatore dei Giardini Emboli, di cui andiamo a parlare, è questo signore qua che è nato a Clapham in Inghilterra, vicino a Londra, ed era della famiglia degli Emboli, della più importante farmacia di Londra. Tutta la sua famiglia, diciamo, era impegnata nel settore farmaceutico. Il fratello Daniel Emboli era un farmacologo di fama internazionale e Thomas Embury, poco più che ventenne, viene spedito in Cina, a Shanghai, dove, diciamo, con grande acume, diciamo, avvia una impresa di commercio del tè. Mh, è nota la passione degli inglesi per il tè. Tutti gli inglesi si precipitavano, diciamo, ai porti londinesi per scegliere, per cercare, diciamo, il tè migliore di qua e di là. Lui ha diciamo, l'idea di fare la selezione nei luoghi di origine, per cui quando arrivava poi il tè Embury, degli Embury, sapevano che era tè di primissima scelta, quindi fa grandi affari. Poi ha commerciato anche seta e altre cose. E poi ha comprato diverse proprietà a Shanghai, ma estensioni notevolissime. Ancora adesso un'altra cosa di arricchimento era il fatto che quell'epoca c'erano delle guerre tra fazioni diverse della Cina. Io non sono uno storico, quindi non mi ricordo, poi sono anche poca memoria perché l'età avanza. Durante queste guerre molti cinesi consegnavano a lui, affidavano le proprie proprietà che poi venivano restituite, però con qualche interesse che lasciavano a Thomas Embury. Quindi è veramente ricco era. Però era anche un grande filantropo e aveva fondato subito già in Cina, a Shanghai, una scuola soprattutto dedicata all'istruzione delle bambine. Aveva, diciamo, un'idea anche della parità di genere già, ecco, diciamo. Questa scuola, tra l'altro, non è più quella dell'edificio lo stesso, esiste ancora ed è quello che noi chiamiamo un complesso omnicomprensivo, cioè dalla scuola elementare fino all'università quasi. Il suo nome è quello è stato dato all'istituto, ma non è Thomas Embury, ma non so pronunciarlo, ciò comunque ha da fare così, perché lo chiamavano diversamente. E non è facile trovare questa informazione. Quindi è un grande filantropo, però a un certo punto la salute non è che vada tanto bene e ha bisogno di un clima più mite, meno umido, meno tropicale, diciamo. E allora torna in Europa, chiede consiglio dove può acquistare una proprietà dove andare a dimorare, soprattutto d'inverno. Gli inglesi normalmente fanno il contrario di quello che noi pensiamo, cioè in vacanza venivano d'inverno e poi tornavano d'estate in Inghilterra. Allora con la barca, un'imbarcazione, non la sua, comunque si fa condurre da Mentone verso l'Italia e vede questa zona di Capomortola. Questo è un acquerello del 1867 dipinto da suo fratello Daniel. Come vedete è una zona quasi dirupata e questo anche di nuovo nel 1867 sul lato più levante c'era comunque un viale e quell'edificio che abbiamo già visto all'inizio. La gran parte del Capo Mortola però era pascolato dalle capre, abbandonato. La proprietà era Grandis, la famiglia Grandis, e allora lui decide prende contatto e diciamo decide di acquistare diversi appezzamenti e impiegherà circa 20 anni a comprare tutto il Capo Mortola. Questa è un'altra visione del 1867. 1868, l'anno dopo,
l'acquisto praticamente, quindi comincia a piantumare, diciamo, a mettere a dimora essenze varie con l'idea di creare un orto botanico. Lui e suo fratello, fin da piccolo, avevano frequentato i Kew Gardens, i Royal Kew Gardens, e volevano, diciamo, ispirarsi a questo e creare un qualcosa di simile. Qua nel 1885, vedete, anche se la visione d'altra parte, già ci sono una copertura vegetale notevolmente maggiore. Sono un po' sgranati, non so perché, vabbè. Ehm, la, Questa è la famiglia, diciamo, Thomas Embury, la moglie, diciamo, le governanti, eccetera. E una cosa che, diciamo, è importante per il territorio, che l'aver creato i giardini botanici Embury ha significato lo sviluppo del territorio, ha significato posti di lavoro, ha significato proprio anche il miglioramento delle condizioni igieniche e tante altre cose. Purtroppo, diciamo, lavoravano anche i bambini, ma era una cosa normale. Qua si intravede, diciamo, un bambino che sta portando qualcosa sul capo o sulle spalle, no? Aveva 60 giardinieri, quando aveva necessità ulteriore andava in paese, ne reclutava altri 100, lavoravano dall'alba al tramonto, ovviamente in condizioni di sicurezza, insomma, erano quelle che erano, ma era la normalità, e però tutte le famiglie erano più che contente. Quando tornavano a casa, cioè decidevano magari di non lavorare più da lui gli consegnava, a parte un po' di, tra virgolette, liquidazione, diciamo, monetaria, soprattutto gli consegnava una piantina, un seme, qualcosa di, tra virgolette, prezioso da poter sviluppare. Ehm, Questi è i vari acquisti dal 1867, 15 acri, fino al 1893, quindi quasi 30 anni, un po' 25 anni più o meno, 30, che sono stati acquistati fino a praticamente a prendere tutto il promontorio. Ha mantenuto, ha ripristinato anche l'azienda agricola, in particolare agrumi, eh, viti, moscatello principalmente, diverse varietà di agrumi e un po' di, diciamo, piante orticole, inserendo poi diverse, diciamo, specie esotiche, e poi, come dicevo prima, sviluppando anche sia all'interno dei giardini che all'esterno il sistema di distribuzione dell'acqua. Queste sono alcune delle fontane. Questa qua, per esempio, a Mentone, c'è ancora adesso, appena, diciamo, entrate in Mentone, dove si incontrano la strada dell'Aurelia di sopra, di San Ludovico, adesso non mi ricordo più l'altro, comunque, che passa di sotto, lì c'è questa fontana che ha fatto costruire quando doveva venire a visitare la zona Regina Vittoria. Lavoro, occupazione, istruzione. La prima cosa che ha fatto quando è arrivato, ancora prima di comprare la proprietà, ha pagato un maestro elementare perché facesse istruzione alle bambini e bambine, ma si dice alle bambine perché un po' come succede purtroppo, sta succedendo di nuovo in certi paesi non, del Medio Oriente, eccetera, cioè, le bambine non dovevano essere istruite, capite? E quindi questa era la scuola elementare che aveva fatto costruire, queste le classi con le maestre, i maestri, e, e poi però la mission, diciamo, la missione principale è quella della realizzazione del giardino botanico. Un giardino che doveva essere privato, di uso privato, proprietà privata, d'uso proprio, ma comunque aperto anche in determinate occasioni, diciamo, al pubblico, che lasciava, tra virgolette, un'offerta che lui poi reimpiegava proprio nelle opere filantropiche. Lui era un quacchero e, e non so se qualcuno conosce queste cose, magari molti conoscono queste cose.
la visione del quacchero è che tutti sono uguali, loro si chiamano friends, amici, quando si riuniscono non c'è chi sta sopra la gerarchia a cui siamo abituati, e poi hanno anche, secondo me, un rapporto, da quello che traspare anche dalle lettere, eccetera, con la natura molto importante, cioè di rispetto verso la natura. E uno dei principi con cui ha realizzato questo giardino è never against the nature, mai contro natura, cioè qualsiasi pianta che tu vai a mettere non devi cercare di forzarla eccessivamente, devi cercare di assecondare, diciamo, quello che sono le condizioni climatiche, pedologiche del territorio, senza voler per forza far sopravvivere una pianta, ma farla vivere. Il carattere del giardino doveva essere un giardino di acclimatazione. In quell'epoca, ma già prima, gli inglesi, con la loro passione che hanno per il giardinaggio, anche i tedeschi, diciamo, i francesi, l'Italia un po' meno, poi avevano anche delle più colonie loro, diciamo, quindi più territori coloniali. È noto che raccoglievano più specie possibili, le portavano in Europa, cercavano di coltivarle anche per scopi pratici ed economici, ovviamente, non solo per diletto. Però nel loro territorio, Inghilterra, Francia, la Francia un po' meno, ma Inghilterra, Germania non hanno il clima tanto idoneo e quindi venivano coltivate in serra per lo più. La possibilità di sviluppare sulla riviera e sulla Costa Azzurra invece all'aperto coltivazione di queste piante consentiva, diciamo, di pensare a andare oltre, diciamo, quello che finora si era fatto. In realtà i primi sono stati i francesi che disponevano appunto della Costa Azzurra a creare dei giardini di acclimatazione, di adattamento al clima mediterraneo. Questi sono quelli che erano anche il primo era un algologo, un esperto di alghe, proprietario di Villa Touré ad Antibes. Esiste ancora la villa e fa parte diciamo, dell'INRAE, sarebbe il nostro CNRR, diciamo, eh, e gli altri sono invece dei vivaisti principalmente, che avevano, diciamo, coltivato diverse piante interessanti provenienti da paesi lontani. Per realizzare questo giardino ha bisogno di un tecnico, di un curatore, progettista, viene chiamato botanico, architetto, il paesaggio, eccetera, Ludovico Winter, che anche lui aveva, a quell'epoca Thomas aveva 35-37 anni, lui ne aveva poco più di 20, era un tedesco, e questo vi anticipo già, si parla sempre dei giardini Embry come un giardino inglese. Sì, è inglese perché il proprietario era inglese, l'idea più o meno è quella del giardino inglese, ma l'hanno costruito i tedeschi. Tutti i curatori principali dei giardini Embry venivano dalla Germania, poi li vedremo anche gli altri. Ludovico Winter è quello che poi dopo circa 8 anni se ne va, vuol diciamo, fare un'impresa propria. Ci sono maldicenze che dicono che avesse litigato, eccetera, invece le lettere, anzi, è il contrario, cioè Thomas Embry cercava di trattenerlo, ma lui voleva totalmente fare un'impresa, ha creato dei vivai e Thomas Embry gli ha fatto dei prestiti, delle donazioni, quindi non c'era questa lite. Ed è stato quello che poi ha contribuito a diffondere la moda delle palme in tutto il Mediterraneo. I protagonisti quindi sono, oltre a Thomas Embry, che era il proprietario che decideva quello che era da fare, Daniel Embry, il fratello, che era lo scienziato, no? Farmacologo, botanico, eccetera, che purtroppo però muore dopo pochi anni di tifo. E poi invece ci sono, come vedete, dopo Ludovico Winter, Gustav Kronmeyer, Kurt Dinter e Alvin Berger, che sono tutti curatori, scienziati, botanici, agronomi, eccetera, tedeschi, di formazione tedesca, perché la scuola tecnica tedesca era
all'avanguardia, la migliore. Ci sono dei diari, l'abbiamo anche pubblicato, se mai vi faccio avere delle copie alla biblioteca qua. Uno è il diario della moglie di Alvin Berger, che racconta anche un po' la vita anche di altri, per esempio Kurt Dinter. Ci sono degli episodi, anche degli aneddoti un po' particolari. Kurt Dinter è uno che piaceva bere molto e andare a donne, scusate il termine, ma e spesso veniva inseguito dai genitori, dagli spasimanti di queste ragazze giovani, oppure lo trovavano, diciamo, avvinazzato da qualche parte. Però era un grande botanico, tant'è che Alvin Berg prende il suo posto perché lui a un certo punto aveva qualche problema a rimanere lì, ecco, diciamo, e va in Sudafrica, dove ha descritto una marea di specie nuove e soprattutto poi a un certo punto ha trovato la donna che gli ha messo la testa a posto, che era adesso non mi ricordo il nome si chiamava Jutta, a cui ha dedicato anche il cifostemma Jutta, che è una specie abbastanza interessante. Le prime operazioni che ha fatto fare l'introduzione di specie esotiche di interesse alimentare, farmaceutico, estetico, l'introduzione di specie mediterranee o la diffusione di semi di specie autoctone, il divieto di esportazione di qualsiasi elemento legnoso, il divieto di pascolo di capre, il ripristino completo del bosco di pino d'Aleppo, con quindi delle linee che sono ben diverse da quella del giardino formale, eccetera, ma anche con un'idea di conservazione e miglioramento della situazione naturale, della componente naturale, cose che adesso si fanno tranquillamente, anzi si vengono proposte, riproposte, ma allora non era così scontato. Questa era la pianta creata da Ludovico Winter, tutti i vari trasformazioni che avevano fatto, e in particolare è stato però il suggerimento che ha avuto da Gustave Touré, quell'algologo di cui abbiamo visto prima, che ha dato un'impronta particolare al Giardini Emboli. Sviluppare una collezione di piante succulente, quelle che la maggior parte delle persone chiama piante grasse, ma non hanno nessun grasso dentro, ma il termine corretto scientifico è succulents, cioè succulente, all'aperto, perché anche quelle, noi adesso piante grasse le troviamo dappertutto, ma allora venivano coltivate principalmente, se non quasi esclusivamente, nelle serre. E lì invece Gustave Touré aveva visto bene, diciamo, la zona più adatta alla coltivazione all'aperto. E tuttora, nell'estremo opponente, ci sono dei vivaisti, dei collezionisti, diciamo, di grande importanza. Pallanca, Manera, eccetera, sono di fama internazionale. Diciamo. Ovviamente poi ci sono tutti i vari rapporti con vivaisti tedeschi tramite i curatori. Quando arriva di Gustav Krugner si sa poco, ma quando arriva invece Alvin Berger c'è un salto di qualità sul lato scientifico. Lui è veramente stato un botanico sistematico all'avanguardia. Adesso è normale parlare, cioè sappiamo cos'è la cladistica, tutte le varie, diciamo, la sistematica numerica o altre cose, ma allora era l'avanguardia a fare queste cose qui. E anche tutte le sperimentazioni, diciamo, di incroci vari. Siamo nell'epoca a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, dove quando nasce il termine genetica che è nato alla Royal Horticultural Society principalmente, anche se l'ha proposto uno zoologo, che non mi ricordo il nome, non chiedetemelo, però con riferimento principalmente proprio alle diverse varietà che venivano coltivate, ibridate, eccetera, e c'è stato, diciamo, il riconoscimento dell'importanza dei geni, eccetera. Ed era l'epoca in cui, diciamo, c'era ancora dibattito tra evoluzionisti e fissisti, quindi un'epoca estremamente interessante. E
oltre a tutti i rappresentanti delle casate reali che sono passati dai giardini Embury, praticamente tutte quelle europee, ma anche poi dignitari orientali, eccetera, sono venuti ai giardini Embury. Sono venuti un numero esagerato, è venuto un numero esagerato di scienziati di importanza, Haeckel, Strasburger, eccetera, cioè quelli che hanno trovato la mitosi, quelli che, cioè tantissimi. Perché? Perché venivano a passare, diciamo, un periodo di vacanze, ma già che erano lì si incontravano e andavano a visitare i giardini Embury. E questa era un'occasione per, soprattutto Alvin Berg, che aveva questi interessi, diciamo, di sviluppare parecchi rapporti scientifici. E lui si è dedicato principalmente alle succulente, scrivendo delle monografie tuttora valide sui generi aloe, agave, mesembrianthemum, stappelia, portulaca, ace e via. Noi disponiamo negli archivi nostri e in quello Embury, ma conservato all'Istituto Internazionale di Studi Liguri di Bordighera, purtroppo, abbiamo tutti i registri del semine e piantagioni giorno per giorno. Abbiamo fatture, tutto, praticamente meticolosamente segnava qualsiasi cosa. E diciamo ancora oggi diciamo, ci sono, continuiamo la tradizione dell'index seminum, cioè degli elenchi di semi che venivano scambiati con circa 400 altre istituzioni. Abbiamo proprio licenziato, diciamo, ieri l'invio, diciamo, di questo index. Una volta si faceva fino a pochi anni fa in stampa, adesso è un PDF, però è sempre lo stesso. Questi sono, vedete, piantati il 7 dicembre 1867, siamo alle prime piantagioni proprio, no? Questi sono, diciamo, testi tratti da Gustave Touré, da Berger, no? Che fanno vedere che le grandi agapi, le punzie, diciamo, l'importanza di questo, no? Quello che dice poi Touré, no? Che tutte le specie conosciute e sconosciute, se avessi, diciamo, un giardino come il suo, no? Le metterei, cose di questo genere, dei gruppi formati di aloe, punti, eccetera, sarebbero, credo, di grande effetto, molto pittoresco, molto originale. Questo sarebbe un giardino fuori dal comune, e lui fa questo giardino fuori dal comune. Questi sono diversi attivi. Un'altra cosa, questi sono aspetti con le lastre fotografiche che disponiamo ancora in vetro, e anche l'uso della fotografia nella scienza è molto importante. Nel 1883 c'erano circa 300 specie, nell'89 767, nel 97 549, nel 1912 1421, quelle elencate nel catalogo, no? 1369, poi nel 38, prima della seconda guerra mondiale, poi nel 96 siamo scesi a 531, ma attualmente sono circa 2000. Queste sono fotografie di specie che lui poi, Alvin Berg, descriveva nelle monografie, le disegnava, quindi c'era il disegno, la tavola iconografica, la foto e la descrizione, e l'esemplare vivo, e l'esemplare d'erbario, quindi c'era tutta la completa documentazione. Queste sono alcune delle foto di allora, come era il palazzo allora inizio Novecento. A un certo punto però, allora, lui muore nel 1907, Thomas Embury, c'è un declino iniziale perché c'è un po' di dissidio tra la vedova Embury e Alvin Berger, il curatore. E poco dopo inizia la prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale un tedesco, un nemico, e quindi viene licenziato malamente dal figlio di Thomas Embury, Cecil Embury, e dalla vedova. E tra l'altro lui gli è stato promesso che gli avrebbero tenuto delle proprietà, eccetera. Quando è tornato non c'era più nulla,
E quindi dopo la seconda guerra mondiale, la prima guerra mondiale, si alternano, diciamo, diversi soggetti, poi prende un po' in mano la situazione la nuora di Thomas Embury, cioè la moglie di Cecil Embury, che ha una visione un po' diversa del giardino botanico, del giardino principalmente, e crea degli aspetti più di interesse paesaggistico, molto apprezzati e molto apprezzabili, trascurando leggermente un pochino la parte più scientifica di collezionismo, di acclimatazione, eccetera. Quindi c'è un giardino di Thomas e un giardino di Dorothy Embury, che era la nuora. Per esempio, il Viale degli Olivi, il Viale Vista Nuova, sono, diciamo, l'inserimento di mandorli, eccetera, tutte situazioni di grande effetto, diciamo, che però sono con una visione diversa comunque del giardino. Poi la seconda guerra mondiale. La seconda guerra mondiale significa diciamo, l'insediamento del comando tedesco, prima comando fascista, cioè squadre fasciste, poi il comando tedesco, il quale trasforma Capomortola in una serie di bunker, piazzole, di cannoni, eccetera. E Capomortola, che Thomas Embury aveva salvato dalla ferrovia, perché normalmente passava sulla litorale, lui l'aveva fatto passare in galleria. Nella galleria c'era un treno con un cannone che entrava e usciva, sparava alle navi degli alleati, ma gli alleati non stavano con le mani in mano e sparavano su Capomortola. Quindi tra, diciamo, bombardamenti vari, tra bruciare il materiale per farsi da mangiare o per scaldarsi, eccetera, alla fine, diciamo, quando finita la guerra, era una devastazione incredibile. Dorothy Embury cerca di ripristinare, ma non ce la fa con le sue forze, anche per l'età più avanzata, e decide di vendere. Decide di vendere, ci fa un compromesso di acquisto, di compravendita, Corrado Bruni Tedeschi, cioè il padre di Carla Bruni, e un certo Teruzzi, che era un collezionista d'arte ed era un mercante di metalli non ferrosi, che ho avuto il modo di conoscerlo qualche anno prima che sparisse. Però la comunità scientifica si ribella, tra virgolette, chiede aiuto a personaggi importanti, Gianlupo Osti, Boris Biancheri, ambasciatori, erano di grande fama, e poi anche alcuni politici, l'archeologo Nino Lamboglia, ovviamente, diciamo, avevano gli agganci politici anche col governo, eccetera. E il governo interviene col diritto di prelazione e acquista lui al prezzo, diciamo, che avevano pattuito nel compromesso. Quindi non è una donazione, ma è un acquisto, e Capomortola diventa proprietà dello Stato, proprietà demaniale, bene patrimoniale, patrimonio culturale, eccetera. Viene gestita per diversi anni dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri, che chiama un certo Onorato Masera, un agronomo, a ripristinare, ma non è che gli agronomi hanno una visione come i botanici, diversa, non dico nemmeno. È difficile che ci sono difficoltà a tornare comunque come era prima. Ci sono critiche continue all'Istituto Internazionale di Studi Liguri, d'altra parte loro erano archeologi. La soprintendenza prende direttamente la gestione per qualche anno, ma ovviamente anche lei non è in grado tecnicamente di realizzare quello che deve essere realizzato, e allora poi a partire dagli anni 80, diciamo fine 79, adesso non mi ricordo più, viene data in gestione con delle concessioni periodiche che si ripetono negli anni all'Università degli Studi di Genova, in particolare l'Istituto di Botanica allora, e poi nel 89 viene fatta una concessione perpetua a scopi istituzionali a titolo gratuito. C'è del buono che è a titolo gratuito, c'è delle questioni critiche che derivano dalla parola scopi istituzionali, perché a seconda di chi c'è poi l'agenzia del demanio,
possono succedere delle cose strane. Io quando sono arrivato, diciamo nel 2008, sono trovato a discutere per qualche anno con l'Agenzia del Demanio, che voleva che versassi tutti gli introiti dei biglietti all'erario e poi ve li ridiamo. Cioè, non ho mai versato niente, per fortuna è cambiato, diciamo, il funzionario e un'altra cosa, non era consentito bar, bookshop, non era consentito niente perché nel scopo istituzionale non rientra niente che entra soldi, ecco, secondo loro dell'università. Per fortuna poi è cambiata anche un po' la mentalità, ecco, diciamo. Perché si chiamano giardini e non giardino? Perché sono tante collezioni, tanti aspetti, tanti scorci, tante visioni. Queste sono le principali collezioni. L'agrumetto, l'area dei bambù, l'area dei ciclamini, l'area delle quattro stagioni, l'area delle acacie. Le acacie sono le mimose, per chi non sapesse. Gli anemoni, la foresta australiana, un frutteto esotico con diversi alberi, anche non tanto frequenti, diciamo, in Europa. Poi altre collezioni, le bugmansie, cartacee, tutte le succulente, i giardinetti all'italiana che aveva fatto creare Dorothy per la famiglia, ma poi sono diventati un po' per tutto il pubblico, un giardino dei profumi anch'esso creato da Dorothy, un giardino giapponese, il palmeto, il viale degli ulivi, il viale delle cicche, la zona succulente, quindi sono tanti giardini e qualcuno mi ha detto che c'è stato tutto il pomeriggio. Io ho accompagnato l'ammiraglio Pettorino, che era il comandante di tutta la marina, diciamo, italiana, con sua moglie, che è molto appassionato. Ho cominciato alle 10, abbiamo finito alle 16, senza mangiare perché erano interessati. Quindi, cioè, volendo, si può stare anche diverse giornate, dipende poi, insomma. E qui adesso vi faccio vedere rapidamente alcune immagini, un'agave attenuata, una furcrea, per esempio noi abbiamo, adesso forse non l'ho messa nelle foto, ce n'è una che aveva dei fiori di un colore metallico stranissimo, diciamo che ha fiorito 2 anni fa. Le iucche, dracene. Qua abbiamo il tempietto delle quattro stagioni che è stato fatto venire proprio dall'Inghilterra e montato all'epoca di Dorothy. L'Opuntia, questa è l'Opuntia emburiana. Abbiamo la seconda per importanza al mondo collezione di opunzie dopo Città del Messico. Aloe, agavi, trosantemi, il brachychiton, no scusate, il brachychiton, questo è il Pentadactylon, Chirantodendron Pentadactylon, Chirantodendron Chiros mano, Dendron albero, Pentas 5, Dactylon 5 dita. No? Lo chiamano artiglio, zampa del diavolo, anche questo come l'artiglio del diavolo che è un'altra specie. Questa è una delle piante più antiche del giardino, è preesistente prima della fondazione dei giardini Emburi, è un melograno. Questa è una Araucaria caningami, forse la prima, la più importante o una delle prime, diciamo, per dimensione, per età, diciamo, in Europa, australiana. Questo è il Brachychiton, Opulus, questo eucalipti, ci sono tante specie di eucalipto. Questa è una melaleuca, parente dell'albero del tè, no? Quello che usavano anche i militari australiani e neozelandesi durante la guerra come, diciamo, per disinfettare, antibiotici, cioè antibatterico, eccetera. Poi diversi tipi di agrumi. Lo sciadocco è una sorta di pumelo o pompelmo molto grosso con la buccia estremamente spessa. Il nome Shadok che lo danno nella zona è riferito a un capitano, Shadok, che aveva trasportato queste cose qui. Poi le rose, abbiamo ricostituito il rosetto più volte nello stesso luogo dove ce l'aveva Embury. Perché più volte? Non è solo il rosetto che abbiamo ricostituito più volte, diverse collezioni siamo costretti a ricostituirle più volte. Perché?
La proprietà del compendio sono 19 ettari, 9 sono coltivati a giardino e insomma 9, 9 e mezzo, insomma, e 9 e mezzo diciamo sono seminaturali con degli inserimenti. In mezzo ci passa un corso d'acqua. Il corso d'acqua non lo possiamo chiudere e i cinghiali vanno dove vogliono. E quindi abbiamo continue visite dei cinghiali, abbiamo messo una gabbia di cattura autorizzata dalla regione. Quest'anno ne abbiamo presi già 5 o 6, ne ho mangiato solo un pezzo di uno, ma però viene registrato, va bene. Non fa niente. Tutto cose legali. Noi compiliamo, diciamo, ogni volta che ne catturiamo uno, diciamo, tutta la scheda, l'età, il sesso, eccetera, monitoriamo, eccetera. Perché? Per poter catturare o fare la lotta al cinghiale, siccome noi dal 2000 siamo anche area protetta regionale, quindi un'area protetta, dobbiamo fare un piano di gestione del cinghiale, quindi, che deve essere approvato a Roma, eccetera. Quindi rose, le rose sono state nel Ventimigliese, sono state tra i principali soggetti della floricoltura, che veniva destinata poi principalmente a grass per i profumi. E in parte poi veniva commerciata come pianta ornamentale recisa, però soprattutto una varietà, la rosa safrano, è stata coltivata principalmente proprio nel Ventimigliese, e diverse varietà o sport, come si dicono a volte, di rose particolari sono state introdotte per la prima volta ai Giardini Emboli. Molto bella è la rosa Brunoni, questa che si arrampica fino a 20 metri d'altezza. Poi c'è sono diverse rose, per esempio sono varietà la mortola, che vengono proprio dedicati alla... Questo è un calicanto dei pelargoni, questo è il giardinetto dei profumi. Queste sono le Brugmansie, penso che le conosciate, simili alle dature e agli stramoni. La chiamano anche la droga dello stupro, questo, perché diciamo gli alcaloidi che contiene spesso vengono utilizzati per cose strane, e qualcuno dice che non ci si può neanche dormire sotto perché sennò muori, però insomma, si fa un po' di esagerazione. Quello che io apprezzo invece, perché abbiamo anche una foresteria, diverse volte mi è capitato di dormire lì, sul tramonto, appena calato il sole, se passi vicino a queste piante senti un profumo stratosferico, bellissimo, buonissimo, e non c'è l'impollinatore, la farfalla dei luoghi di origine, ma abbiamo trovato altri sostituti, per esempio. Questa è una Kennedia, e poi le Cicas, Ancephalarctos, Dion, Macrozamia. Questo è un aspetto di collezione delle peonie, molto bello a marzo, fioriscono, purtroppo le peonie durano una settimana, due e basta. Le acacie, il genere acacia, cioè le varie mimose, abbiamo decine e decine di varietà diverse, tra cui l'acacia emburiana, che è un ibrido creato da Ludovico Winter. E poi, oltre alle piante, abbiamo un patrimonio artistico-architettonico, il palazzo, io lo chiamo il palazzo, e molto spesso viene chiamato il Palazzo Rengo, però quando si è fatto il contratto di compravendita d'acquisto c'era raccomandato di usare solo il termine palazzo, perché poi insomma chi l'ha fatto, magari Orengo ne aveva fatto un pezzettino, ma Emburi l'ha più che raddoppiato. La loggia del Piazzale Sud, questo è il mosaico di Marco Polo, che è stato esposto anche a Parigi, all'Expo, e c'è anche nel salone del sindaco qua a Palazzo Tursi dello stesso autore, sono una manifattura veneziana. Nel salone del sindaco c'è Marco Polo da un lato e Colombo dall'altro. Questa è la loggia di Carlo V, perché è rappresentato Carlo V che arriva a Ventimiglia, dipinta, non è un affresco ma un dipinto murale di Angelo Vernazza,
Ehm, e qui ho avuto il piacere di incontrare Nicole Kidman, che ha girato il film Grace, una bellissima donna, ma soprattutto molto gentile e soprattutto professionista, che lavorava ore e ore, diciamo, instancabile veramente. La difficoltà allora lì è stata gestire una troupe, diciamo, troupe si dice, mi sembra, di 150 persone, e quindi fare tutti i trasporti noi, perché sennò avrebbero distrutto tutto, quindi insomma, dei materiali, attrezzature, e soprattutto tenere lontani gli osservatori che volevano vedere. Eravamo proprio assediati. E, tanto anche se registrato non me ne importa niente, perché, ma soprattutto addirittura anche le forze dell'ordine volevano far valere la loro importanza per vedere Nicole Kidman. E sono aspetti, diciamo, questa è la campana giapponese acquistata da Thomas Embury a Kyoto, di un monastero, che segnava l'inizio del lavoro al mattino, la pausa per il pranzo e la fine alla sera. La Fontana della Sirena, il drago, il dragone, che è stato anch'esso acquistato a Kyoto, sullo sfondo la schiava che si sta liberando di scuola canoviana. Eh, non si vedono, ma sarebbero ai lati della base due sfingi romane, in realtà sono le copie quelle che sono presenti lì, gli originali ce li abbiamo dall'altra parte, e diciamo, se uno congiunge le due sfingi, il vertice della schiava che si libera in mezzo al dragone, ottiene un triangolo con un significato esoterico, eccetera. E sull'esoterismo c'è da dire che Thomas Embury, non so se si fosse massone, però era molto amico di Ottone Penzig, che è stato un mio predecessore, nel senso che è stato il direttore dell'orto botanico dell'Università di Genova per quasi 40 anni. Era un tedesco della Slesia, che però si è poi italianizzato, ed è stato o il primo o uno dei primi presidenti della Società Teosofica Italiana. E chi conosce la teosofia c'è un aspetto, diciamo, di esoterismo, ma quello che apprezzo di più invece non è quello, perché io come scienziato a me queste cose non mi dicono niente, ma eh, è invece l'umanesimo, la parte umanistica, cioè l'uguaglianza tra persone di ogni religione, tra sessi diversi, senza classi sociali, queste cose qui, che anche, credo, anche Thomas Embury aveva, diciamo, come nel suo DNA. Cioè. Questo è il fauno. Questo è il mausoleo moresco, fatto costruire su progetto di Pio Soli, architetto Pio Soli, che doveva essere semplicemente un mausoleo, è finito per diventare la tomba dove è sepolto Thomas Embury insieme alla moglie. Tutte queste architetture che noi vediamo, che belle, hanno dei grossi problemi. Noi abbiamo vinto adesso un finanziamento di 2 milioni circa del PNR, e una parte di questi problemi cerchiamo di risolverli. Ma per fortuna mi hanno detto che io potrei andare in pensione da un giorno all'altro senza dare nessun preavviso, perché ho tanti anni di anzianità. Sono indeciso se rimanere, perché, voglio dire, solo a guardare la burocrazia che bisogna mettere in atto per spendere questi 2 milioni mi viene, diciamo, la voglia di mollare tutto. Questa è un'immagine vecchia della casa rustica, la chiamiamo così adesso, è il laboratorio dove lavorava Gimberg con l'erbario, il microscopio e tutto. Adesso si presenta così restaurata, al piano di sopra c'è l'erbario, al piano di sotto sono circa 15.000 campioni, sono pochi per un erbario, però è una ottima documentazione di qualità. Alla base, nel piano terreno, c'è un museo del legno con le rotelle, diciamo, dei tronchi delle piante più vecchie, con segnati gli anni in cui sono stati tagliati. Questa è un'immagine dei Balzi Rossi, perché Thomas Embury ha fondato, insieme ad altri, a Rossi e altri, il museo di paleontologia dei Balzi Rossi, che allora era così, una casupoletta, diciamo, da poco, poi dopo si è sviluppato tantissimo.
e ha finanziato la costruzione dell'Istituto di Botanica qua a Genova Università, che purtroppo dal 2014 è inagibile. Io sono tornato a Genova, diciamo, nel 2005, la prima cosa che mi è stata proposta: abbiamo dei soldi destinati a rifare la facciata, il tetto, eccetera, e io ho detto sì, però ci sono delle crepe che forse andavano a finire prima, però purtroppo i soldi erano solo per fare quello. Quindi abbiamo fatto stucco e pittura, e però poi alla fine, quando c'è stata l'alluvione del 2014, c'è stata l'impressione che le crepe si allargassero e per precauzione ci hanno mandato via, quindi inagibile. Spero che venga ripristinato. Lì, quando è stato costruito, aveva il tetto a falda, adesso ce l'ha piano. A fianco ci sono le serre di allora, nel 1892 inaugurato con l'Expo internazionale, c'è stato delle colombiane nel 1892, non 1992, 1992, poi è stato distrutto durante la guerra ha subito dei grossi danni, diciamo, dei bombardamenti incendiari, e la serra è stata ricostruita a cura del professor Picchi Sermolli negli anni 60. Allora era all'avanguardia per l'automazione, quelle cose lì, adesso è da rifare. Questo è l'erbario, e questi sono i principali centri scientifici botanici con cui sono rapporti tra i giardini botanici Emboli, sia storici sia contemporanei. E come dicevo prima, tanti scienziati, questo è Strasburger per esempio, Odoardo Beccari, Engler, come diversi, Haeckel, questo qua è Haeckel, quindi tutti personaggi, ma questi qua sono, tra l'altro abbiamo pubblicato un album fotografico di questi ritratti che era stato preparato da Alvin Berger per essere donato in occasione dei 70 anni, mi sembra, o 70, no, dei 75 anni di Thomas Embury. Peccato che poi lui morì poco prima, e quindi per tantissimi decenni è nato ritenuto perso, è stato riscoperto all'Istituto Internazionale di Studi Livi a Bordighera, e è stata fatta una stampa, diciamo, riproduzione fotografica con commenti vari. Ai Giardini Embury però si fa qualcosa di nuovo, o si riprende qualcosa in modo moderno. I giardini botanici, gli orti botanici hanno principalmente tre funzioni: la didattica, la ricerca, la conservazione, che rientra in quello che adesso si va di moda a chiamare la terza missione, quindi divulgazione, terza missione, comunicazione, conservazione, interventi sul territorio, eccetera. E noi, per esempio, abbiamo attualmente diversi progetti. Uno di questi è Life Seed Bank. È un progetto in cui sono coinvolti anche partner sloveni, austriaci, maltesi, insomma diversi, croati, francesi, italiani, destinata al ripopolamento di specie minacciate. Abbiamo creato, diciamo, nel 2007, mi sembra, l'anno prima che arrivassi io, però ho fatto avere il finanziamento da Milano, diciamo, la banca del germoplasma, dove vengono conservati semi di specie minacciate della Liguria. Facciamo parte di una rete, si chiama Ribes nazionale, di banche del germoplasma, che a sua volta è collegata con le banche del germoplasma internazionali. E queste sono le apparecchiature, vengono conservate a bassa temperatura, a bassa umidità, eccetera. Così vedete c'è anche un po' di mare. Perché? Perché credo che siamo l'unica università che gestisce un giardino botanico, che gestisce un'area protetta regionale, un sito di importanza comunitaria, ZSC, Zona Speciale di Conservazione di livello europeo, terrestre, e uno marino. E l'area protetta regionale comprende sia la parte terrestre sia la parte antistante Capomortola, quindi un'area di tutela marina di livello regionale. Quindi
ci diamo da fare anche in mare per la conservazione e per la fruizione sostenibile. Per esempio abbiamo fatto degli accordi con una società di diving, Pianeta Blu, di Luca Coltri. Mi piace nominarlo perché è una persona veramente squisita, sempre disponibile, è un cineoperatore tra l'altro subacqueo che ha lavorato anche per Linea Blu e lavora anche per conto suo in Italia e all'estero, per cui d'estate con un unico biglietto possono visitare il giardino e fare poi snorkeling, kayak o immersione, seconda poi delle scelte delle persone. E devo dire, abbiamo iniziato il primo anno, mi sembra proprio della pandemia, 2019 o 2020, 19, nell'estate, 20, 21, adesso è 22, e è andato sempre più crescendo il numero di persone che hanno scelto questa opportunità. E poi partecipiamo anche a progetti di conservazione come il Life Pinna, sulla Pinna nobilis, questo lamellibranco bivalve, giusto? Gasteropode. No. Se è bivalve, è bivalve. Allora, di grandi dimensioni, cioè una grossa cozza, diciamo, giusto? Una grossa cozza che purtroppo a livello di tutto il Mediterraneo è parassitata da un Aplosporidium, diciamo, credo che sia un protozoo se non sbaglio, o un micoplasma, e quindi è praticamente quasi distrutta in tutto il Mediterraneo, mi risulta, col tentativo di ripopolare. Allora, adesso queste cose qui, sui progetti sia a terra che facciamo noi, per esempio con Leipzig Force, sia a mare, mi pongo dei problemi, diciamo, dei dubbi. Che cosa sono? Il rispetto di quelle che sono le regole dell'UICN, Unione Internazionale Conservazione della Natura. Prima di fare un ripopolamento o un restocking o reintroduzione, bisognerebbe che le cause della scomparsa fossero debellate. Questa sicurezza chi ce l'ha? Soprattutto in mare, soprattutto in mare. Quindi ho forti dubbi, nonostante abbia promosso, diciamo, sostenuto questo progetto, così come quello della Patella Ferrugini, eccetera, no? Sinceramente dico, lo dico perché su questa cosa dell'habitat restoration, restoration ecology, restocking, eccetera, si stanno convergendo diversi finanziamenti, diverse iniziative e anche come direttore dell'area marina protetta di Portofino sono soggetto diciamo, a richieste continue di autorizzazioni, eccetera. Bisognerebbe andarci cauti e fare un po' di pianificazione sensata, perché se no si rischia di buttare via i soldi, qualcuno ci guadagna sicuro, però per l'ambiente sono soldi buttati, ecco, adesso qua cerchiamo di fare qualcosa di buono, però non posso garantire il 100%. E soprattutto abbiamo anche una bellissima prateria di Posidonia. E su questo, siccome i danneggiamenti principalmente derivano dagli ormeggi, dagli ancoraggi, abbiamo fatto un progetto di 30 boe di ormeggio che più o meno coprono, diciamo, le esigenze di imbarcazioni differenziate sotto i 10 metri, sopra i 10 metri, ma non è che possono portare quelli transatlantici, anche per il fondale, e abbiamo iniziato a mettere le prime 6 e domani ho un incontro per cercare di avere finanziamenti per completare l'opera. Su questo ho una pressione fortissima da parte della politica, diciamo, che però non ci si rende conto di una cosa. Quando si installano dei corpi morti, bombò, eccetera, si chiede un canone demaniale, si deve pagare un canone demaniale. Quindi io sono obbligato, perché c'è un piano di gestione, misure di conservazione che dicono che devo mettere i campi ormeggio, a mettere i campi ormeggio, pagarli l'installazione, pagare la manutenzione e più devo pagare anche il canone.
E questo non è che vada tanto bene. Se io devo metterlo per salvare la partita di Posidonia, bisognerebbe che a Roma si mettessero un po' la mano sulla coscienza e decidessero di cambiare un po' la situazione. Ed è una cosa che riguarda non solo noi, ma tutte le aree marine protette. Soprattutto una volta era meno sentita questa cosa, ma nel 2020 mi sembra hanno alzato a dismisura i canoni, e quindi qua io dovrei pagare ogni anno 30.000 euro più le spese di manutenzione. Non ci sta. Dice, potrei pagare meno, circa tipo 9.000 euro, cose del genere, se non facessi pagare niente. Ho capito, però se non faccio pagare niente, no, ma poi soprattutto c'è un caos indescrivibile. Cioè, il primo che arriva, cioè, o ci metto un morbeggiatore abusivo, oppure cioè, è difficile, insomma, realizzare. Quindi problemi gestionali. Gestire un complesso di questo tipo è estremamente complicato. Già stamattina mi arriva la foto mareggiata, che cosa ha fatto? No? Ha otturato completamente lo sbocco del Rio, no? Sta scavato sotto il bar, no? Quindi somma urgenza, trovi la ditta, eccetera. È tutta una questione di gestione particolarmente complicata. Ma quello che ci preoccupa anche in modo particolare sono questi parassiti di nuovo arrivo, sempre più numerosi, sempre più nuovi. Voi conoscete senz'altro il punteruolo rosso delle palme. Lì abbiamo resistito, mentre tutti intorno, Mentone, Ventimiglia, era per tanti anni, però poi alla fine non avevano più da mangiare fuori, sono venuti a mangiare dentro. Trattiamo con lotta biologica, con un ceppo particolare di Boveria bassiana, un fungo, e nematodi entomopatogeni. Il fungo attacca gli adulti, i nematodi le larve. Però sono tutti trattamenti che vanno fatti nel momento giusto, eccetera, eccetera. Adesso però ci è arrivato questo che è il punteruolo nero delle agavi. E come vi ho detto, le agavi sono tra le collezioni più importanti che abbiamo, ma non mangiano solo le agavi, mangiano anche strelizie, iucche, dracene, noline, l'asilirium, cioè tutte specie, la parte della strelizia che forse è dubbia, però perché è una musacea, ma tutte le altre sono asparagacee. Quindi le abbiamo viste e poi le abbiamo osservate. E anche questo abbiamo chiesto l'autorizzazione ad usare degli antagonisti, diciamo parassitoidi, lotta biologica, gli stessi che usano in Francia, là in 448 le usano, da noi sono un anno che aspettiamo l'autorizzazione. Quindi le cose sono così, quindi ci occupiamo di fiori di terra e fiori di mare. Non ditemi come si chiama quello che non me lo ricordo, io questo qua è lo spirografo di Palanzani, vabbè quello me lo ricordo bene dalle esercitazioni che mi hanno fatto quando ero studente. E qua era la situazione di in giallo l'area protetta regionale marina, in rosso la parte terrestre dell'area protetta regionale, in tratteggio verticale sono le ZSC, le zone speciali di conservazione. Una si chiama Fondali di Capomortola e San Gaetano, perché sono due subsiti. Quella di Capomortola è questa, San Gaetano è quella, che sono separati dalla foce del Rio Latte. E poi invece a terra, diciamo, la ZSC Capomortola. Per ognuno abbiamo redatto dei piani di gestione. Queste sono delle visioni dal mare, quindi didattica, ricerca, terza missione, e cerchiamo di farlo con felicità. Felicità è rappresentata con l'ideogramma cinese Fo, che è stato disegnato da Kwon Sun Tao, che è stato il primo ambasciatore in Europa della Cina,
che per andare a Londra però ha fatto tappa da Thomas Embury. Ed è una usanza, diciamo, dei cinesi lasciare un ideogramma, felicità, sì. A sinistra, questa parte, diciamo, col puntino sopra, rappresenta la spiga del riso che cresce, o del grano per noi. In alto a destra, quella V rivolta aperta verso destra, è l'aratro, quindi le piante, il lavoro e la pancia piena. Quello lì è la tartaruga che io non ho mai avuta perché non ho mai fatto sport, però diciamo è, è, perché, come sapete, no, una ciotola di riso, no, vuol dire felicità. E quindi questo è l'augurio che faccio anche a voi in un momento piuttosto difficile per l'Europa e per il mondo. Grazie Mauro. Avevo ragione a dire è una bella conferenza prima di sentirla. Domande? Tranquillo, tranquillo, va benissimo. Allora, domandiamo appunto, avete delle domande da fare? Prego. Vediamo con il microfono. Era solo così un po' una curiosità su tutto l'insieme, dato che io sono tra i fortunati che ha dormito nel palazzo Embury nel passato, per cui quando era ancora dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, quindi conosco bene in qualche modo la situazione. Sono stata tanto tempo anche in quella zona lì, anche i giardini Palanca, tutto quanto. Mi domandavo una cosa ehm, in realtà questo prodotto, chiamiamolo Embury, la Villa Embury, è nata con uno scopo giustamente scientifico in questo senso, cioè come raccolta animale. Poi in realtà è venuto fuori però un prodotto molto composito, e cioè non c'è, come giustamente facevi notare, c'è tutta la parte monumentale, la parte della eccetera. Domanda, ma non era domanda, non si possono arricchire questi aspetti che sono importantissimi della parte scientifica, che però mi sembra predominante a questo punto, cioè della parte relativa al giardino in quanto tale, ma anche al mare a questo punto. Con un'utilizzazione di queste strutture, non solo per visite così, ma per altri aspetti, perché tutto sommato c'è una storia anche degli inglesi in questa zona, c'è il Bicknell, ci sono tante cose, ma mi domando se non ci starebbe bene una parte umanistica in qualche modo, come era all'origine secondo me, non era solo scientifica. Allora, la parte umanistica è stata sempre presente, ma sempre molto subordinata alla parte botanica, parte scientifica, fin dai tempi di Embury, anche addirittura anche di Dorothy Embury. C'erano diversi aspetti che venivano sicuramente creati, curati. Il collezionismo di pezzi, per esempio, di romani, eccetera, perché non l'ho detto, ma era antico seriamente. Una delle prime cose che ho fatto io è di dare in consegna al Museo Archeologico di Ventimiglia tutto quello che giaceva abbandonato nei magazzini, nel sottopalazzo, veramente abbandonati lì. E tutti i pezzi di archeologia sono lì, sono già stati valorizzati lì. Gli ho chiesto all'istituto, alla curatrice Gandolfi, diciamo, se poi mi faceva avere magari qualche riproduzione, perché poi anche noi, diciamo, abbiamo bisogno di queste cose. Noi abbiamo avuto anche un finanziamento che inizialmente copriva tutte le spese, ma con i rialzi dei prezzi copre neanche la metà. Abbiamo già
un progetto di realizzare un museo a piano terreno che avrebbe dovuto realizzare l'Istituto Internazionale di Studi Liguri quando c'era lui e che avrebbe dovuto fare la soprintendenza quando c'era lei, perché era una delle promesse fatte negli anni 60 quando è stato acquistato il palazzo, di fare un museo dedicato alla famiglia Embury e alle loro attività. E quindi in questo museo, che sarà anche di tipo multimediale, eccetera, verranno anche valorizzati quegli aspetti. Abbiamo anche un progetto di percorso letterario, perché agli Embury ci sono stati diversi persone. Camillo Sbarbaro, che ha lavorato all'ospedale di Ventimiglia quando era militare, prima della Prima Guerra Mondiale, Nico Rengo, Biamonti, mi sembra, Calvino è venuto, sì, ma non è che ci ha lavorato, è venuto. No, assolutamente. Giardiniere, lui aveva il famoso liberese Guglielmo, di cui non vorrei neanche più mai sentir parlare, per diverse ragioni. E cioè, poi, diciamo, noi curiamo molto la parte, il restauro di questi manufatti, perché il mausoleo moresco, che è di terracotta, è tutto crepato, all'interno c'ha un'anima in ferro, tutta arrugginita, si spacca tutto. È una zona sismica, diceva nell'introduzione, abbiamo sistemato la frana, sono circa 300.000 euro di sistemazione di una frana, però è sismica, si muove tutto, quindi noi, per esempio, abbiamo una antica macina, va tutta pallificata sotto, cioè l'impegno c'è non solo sulla botanica, molto impegno, parecchio impegno. Insomma. Sì, io avevo una curiosità perché da come l'hai descritto questo è un laboratorio diciamo di lunga durata, anche se ha avuto una storia un po' complessa, però mi sembra di aver capito dalla seconda guerra mondiale in poi, con alterne vicende, però tutto sommato è un laboratorio che si è protratto nel tempo. Già prima No, d'accordo, ma in particolare però, e se ho capito bene, con una certa continuità da quando l'università è subentrata negli ultimi anni. Allora la domanda è: avete notato o avete dovuto adottare dei comportamenti verso il cambiamento climatico? Allora, quando sono arrivato io si usavano ancora fitofarmaci e altri sistemi e seguendo un po' la linea anche internazionale dei giardini orti botanici, ho imposto, diciamo, un cambiamento, la gestione sostenibile. Ho, diciamo, fatto installare dei pannelli fotovoltaici inseriti all'interno dei vetri dell'unica serra che abbiamo, cioè in realtà ce ne abbiamo 3, ma diciamo quella un po' più dimensione più grande, usata per produrre piantine da vivaio più che altro. Quindi tra l'altro l'abbiamo fatti non con silicio, ma con disselenuro di indio e rame, insomma, tutto in modo sperimentale anche quello. Allora, adesso magari no, ottenuti da scarti di siderurgia, eccetera. Sul discorso osserviamo, monitoriamo i cambiamenti. Abbiamo una serie delle osservazioni meteorologiche che risale a quell'epoca in cui avete visto i sowing planting. Poi c'è stato un po' di gap di qualche anno, forse una decina d'anni, e continuiamo a monitorare. Tra l'altro viene registrato, abbiamo anche per ragioni di sicurezza, io qua, se voglio, gli dico quanto va il vento, quando è la pioggia, eccetera, online, e ce l'abbiamo per ragioni di sicurezza, perché quando supera una certa soglia al vento chiudiamo. E questo qua è un sistema che ci ha copiato anche poi l'Ateneo, che in realtà devono ancora copiarlo, comunque ci ha chiesto di fare. Quindi monitoriamo. Contemporaneamente osserviamo anche i cambiamenti delle piante. In particolare, noi abbiamo fatto vedere delle specie animali invasive.
ma noi abbiamo la diffusione e l'arrivo, la diffusione di numerose specie anche botaniche, vegetali. E ho estirpato personalmente, diciamo, una pianta che è, c'è un regolamento dell'Unione Europea del 2014 o 16, adesso non ricordo più, per cui era classificata come specie, si chiamano specie unionali, cioè di interesse per l'Unione Europea da negativo, nel senso sono specie che non devono essere detenute, commerciate e se ci sono tolte. La Baccaris alimifoliae era in quel caso. Abbiamo pubblicato adesso, io e la collega Elena Zappa, che è uno dei due curatori, perché ci sono 10 giardinieri, loro ne aveva 60, noi ne abbiamo 10, di cui una buona parte diciamo, sono anche in una parte diciamo, part-time e soprattutto anziani, perché sono entrati tutti assieme e diciamo andranno via in pochi anni. Ho fatto anche un concorso da giardiniere, sono presentati, mi sembra, in 4 o 5, tranne il primo che ha vinto, che era il più giovane, però ha rinunciato, poi ha preso di servizio, per ragioni personali, va bene. E gli altri 50 anni. Quindi ne abbiamo poi assunti altri 2 della graduatoria, poi la graduatoria si è chiusa, però ho questo problema, sto divagando, però diciamo, stiamo osservando, monitoriamo continuamente. Abbiamo pubblicato insieme a Elena Zappa, la curatrice, proprio l'elenco delle specie esotiche invasive o casuali. Le casuali sono quelle che le trovi, però non si sono ancora stabilizzate. Poi possono, diciamo, invadere. Quindi noi sì, assistiamo anche all'arrivo di tutti questi parassiti, perché io ho fatto vedere solo, vi ho parlato del punteruolo rosso e del punteruolo nero delle agapi, ma possiamo aggiungersi la Paesandisia arcon, che è la farfalla delle palme, che viene dall'Argentina. Abbiamo la Cidalima perspectalis, che è una piralide, un'altra farfallina, che questa forse la conoscete perché distrugge il bosso, le piante di bosso. E su queste facciamo della lotta, monitoriamo, abbiamo dei dati. Sul punteruolo nero si è laureata poco fa, diciamo poche settimane fa, prima di Natale, una laureata in scienze della conservazione e gestione della natura. Proprio su quello mettiamo i data logger, misuriamo temperatura, umidità, interventi con un prodotto piuttosto che un altro, sempre ammissibili per la lotta biologica. Quindi sì, cambiamenti ci sono. Sul discorso, poi la progettazione, il progetto è quello di ricreare. Allora, abbiamo visto c'è giardino di Thomas, giardino di Dorothy, giardino moderno. Però nel moderno noi, almeno questo poi dipende anche dal direttore, magari viene un altro dopo di me, è un'idea diversa, però io ci starò fino alla fine dell'anno, poi passerò la mano. E ho l'idea che quello che doveva essere ricostituito era principalmente il giardino di Thomas, quello iniziale, senza distruggere quello che ha fatto Dorothy, però nella composizione, nell'introduzione, andiamo a vedere quello che c'era, quello che aveva introdotto e cerchiamo di reintrodurlo, senza però fare l'errore di voler reintrodurre tutto, perché in qualche caso alcune piante non hanno avuto successo perché non potevano avere successo, quindi è inutile ripetere gli errori che sono stati fatti in buona fede allora, no? Quindi cerchiamo di fare. Oltretutto, ogni volta che noi introduciamo una nuova specie, anche questo l'ho introdotto io, si segue un protocollo, il protocollo EPPO. EPPO sono Euro-Mediterranean Plant Protection Organization, in cui si devono rispondere a delle domande. Se si arriva a un certo risultato per cui è altamente critica la situazione perché è possibile diffusione, non lo introduciamo. Ci sono altre domande? Una piccola curiosità che mi hai fatto venire. Il toponimo Mortola ha un significato botanico o non Sì, c'entra l'ho niente? accennato prima, mirto. Appunto, allora scusa, mi è sfuggito. O non so pronunciarlo io, morto, da fare così. Sì, sì. Bene,
Allora, se non ci sono altre richieste, ti ringrazio tantissimo per averci dedicato un po' di tempo e per la bella conferenza che ci hai fatto. Ricordo ai presenti che lunedì 23 gennaio ci sarà Maurizio Conti, sempre dell'Università di Genova, con i determinanti dei prezzi dell'energia, alcune proposte. Ringrazio tutti i presenti e alla prossima conferenza.